Bibbione continua a bruciare. Questa tarda mattinata si è riattivato un focolaio dell'incendio che lo scorso venerdì 15 luglio aveva distrutto una ventina di ettari di pineta nella spiaggia di Bibbione a ridosso del faro. Sul posto sono intervenuti nuovamente i vigili del fuoco di Portogruaro, Mestre e Latisana, mentre dall'alto sta operando un elicottero della Regione Veneto. Al momento non si registrano feriti. Grazie anche all'intervento anche della Regione Veneto, nella fattispecie dell'assessore Botaccini, sono attivati anche 2 elicotteri perché essendo i pini molto alti, questi pochi esemplari di pini che avevano preso fuoco, si è reso necessario comunque colpire dall'alto, diciamo con l'acqua, e spegnere dall'alto l'intervento. La siccità del mese di luglio sta sicuramente contribuendo a riattivare i focolai sparsi sotto chioma e la presenza di bracci e tronchi roventi che richiedono un monitoraggio continuo che andrà avanti per tutta la settimana, sia di giorno che di notte. Si stima che l'incendio di questa mattina abbia interessato un'area di 12 ettari di terreno. Grazie anche qui alla Regione Veneto, sono partiti i lavori per la sistemazione del pontile che dovrebbe completarsi alla volta di giovedì, venerdì, insomma, ecco. E adesso c'è comunque una presenza di monitoraggio per evitare che possano esserci ulteriori effetti negativi, insomma, ecco, questo è quello che stiamo cercando di fare. Quindi appena si vede del fumo intervengono più facilmente.